I lavori inizieranno subito e la stagione estiva sarà garantita. Dopo il crollo di calcinacci del foyer del Teatro Verdi, i tecnici comunali e quelli dello Stabile del Veneto hanno effettuato subito un sopralluogo. Ieri sera, per sicurezza, il concerto dell'Orchestra di Padova e del Veneto è stato spostato all'Auditorium Pollini. La biglietteria resterà chiusa anche oggi e i ticket per lo spettacolo I Fantasmi di Padova saranno acquistabili online. La stagione estiva, che inizia il prossimo 15 giugno, si svolgerà però regolarmente. I lavori per ripristinare la parte di controsoffitto crollata non interesseranno quella parte di teatro e dureranno non più di un mese. Gli spettatori potranno accedere da Corso Milano o dal ridotto. Il crollo sembra sia stato causato dal logoramento di alcune canne ottocentesche che sostengono il controsoffitto. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Nel frattempo, per il Teatro Verdi ci sono anche buone notizie. Ieri sera, con un decreto, il ministro della Cultura Dario Franceschini ha accettato la richiesta dello Stabile del Veneto di essere ammesso nei cluster dei teatri nazionali.